Cari amici di Sicilia Magazine, oggi mi hanno messo alla prova da Cube by Yango, io proverò a segnare, insomma, vediamo se sono bravo. Probabilmente mancava un verbo, condividere. La felicità qualcuno diceva che è vera soltanto quando viene realmente condivisa. Ecco, abbiamo creato da Roma in Sicilia un hub di condivisione. Il gioco, i videogames, i videogiochi innovativi, le ultime tendenze, gli ultimi trend dal mercato, pronti a catturare l'attenzione dai più piccini ai più grandi, i genitori, le famiglie e i nonni, ok? Vi vogliamo tutti quanti qui. La particolarità di Cube by Yango Catanè è il fatto che il Cube esiste solo a Roma. Quindi qui al centro commerciale Catanea avete un format che nella nazione, sul tappeto nazionale, ce ne sono soltanto due. Davvero venite qui per viverlo e convivere insieme questi valori. L'idea è di cercare sempre qualcosa di nuovo, esistono i bowling, esistono i biliardi, esistono tanti modi di aggregare le persone, però questo tipo di attività, The Cube, è un modo per si gioca solo in squadra, non si può giocare da soli, è obbligatorio giocarla in squadra, più la squadra è affiatata e più il punteggio sale, è più facile vincere e quindi salire nella classifica del gioco. È una cosa veramente particolare e interessante per tutte le età, perché ci sono esperienze per persone di una certa età, vintage diciamo, e soprattutto per i ragazzi, per i giovani, c'è cose fisiche, cose di ragionamento, di rapidità, di riflessi, un po' tutto, è molto curioso. Eh sì, il Catanè è orgoglioso di avere quest'area, di poterla inaugurare oggi e di presentarla al pubblico, ai suoi clienti del Catanè. Non è un'area solo di intrattenimento, è un'area per la famiglia che permette a tutte le fasce della famiglia di poter venire qui, passare una giornata, passare in divertimento, in modo salutare. Deve essere svolta in gruppi, cioè 2 o 6 persone partecipano, quindi sono delle squadre e devono collaborare insieme per superare degli ostacoli di abilità, di forza e di intelligenza. Il Catanè diventa un luogo di aggregazione a 360 gradi dove si può fare shopping e si può passare del tempo con la famiglia. Non ci sono solo questi 1900 metri di area di intrattenimento ludico, ma ci sarà anche un'area che prossimamente poi andremo a presentare, sportiva, che lasciamo l'attesa di quello che sarà, ma sarà un'area che renderà il Catanè ancora più unico nel panorama della concorrenza a Catania. Allora, premetto che questa è la seconda installazione in Italia, la prima al centro-sud, e siamo onorati di essere qui a Catania. Nelle 24 stanze troverete enigmi da risolvere insieme in collaborazione. Questo è un gioco di squadra, non gioco da singoli. Dai 10 anni in su possono giocare tutti, ho giocato anch'io. È fondamentale questo proprio per il team building, è un'attività che va fatta insieme. Possiamo fare prove fisiche, ad esempio un percorso da combattimento, si potranno fare prove di intelligenza, risolvere enigmi, disinnescare una bomba. Queste sono le stanze che possiamo raccontare. 1900 metri quadri dove potersi divertire con la famiglia, con i colleghi, fra grandi e piccini, insomma, qui ci si diverte.